Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 16 settembre. È con tristezza che riportiamo la notizia della scomparsa di un altro nostro concittadino, Luigi Padoan, di 64 anni, anche se sembrava molto più giovane. Luigi è stato trovato senza vita ieri sera nel suo appartamento in Calle Nord di Marangoni. Questa ennesima perdita è attribuita a cause naturali e Luigi, come tanti altri, viveva da solo, rendendo la situazione ancora più difficile. La solitudine può essere un peso insostenibile quando ci si sente male o si affrontano difficoltà. Fortunatamente in questo caso è stato trovato relativamente presto. L'ultima volta che aveva condiviso qualcosa sul suo profilo Facebook erano trascorse solo 20 ore. Quindi possiamo essere grati che non sia stato lasciato solo per giorni. Luigi Padoan era descritto come una persona separata, che aveva incontrato difficoltà nel trovare lavoro negli ultimi anni. Nonostante le sfide, ha sempre cercato con determinazione di migliorare la sua situazione. Talvolta aveva espressamente lamentato la mancanza di aiuto e supporto nella sua ricerca di occupazione. Nonostante le sue difficoltà, Luigi era sempre ben curato, con una barba e pizzetto curati e si vestiva dignitosamente. Era una persona gentile, incapace di fare del male a chiunque, rispettoso delle opinioni altrui. Negli ultimi tempi aveva condiviso la sua tristezza con gli amici e anche sui social media. Chiediamo gentilmente di evitare commenti superficiali e non rispettosi con teorie strampalate contro la vaccinazione Covid. Luigi, come altri scomparsi recentemente in situazioni simili, era contrario alla vaccinazione Covid. La prima causa di morte in questa fascia d'età è l'infarto e le vaccinazioni non hanno alcuna corrispondenza. Ieri, venerdì 15 settembre, gli associati del gruppo Marinai d'Italia si sono ritrovati per fare il punto sull'evento Sette Mari Comandante che si è svolta dal 2 al 10 settembre. La riunione si è tenuta presso la sede dell'associazione alla presenza del consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il capitano di lungo corso Roberto Spolaor. Quest'ultimo ha donato un riconoscimento al presidente onorario dell'associazione, Oscar Nalessi, ideatore dell'evento, e al socio marinaio Michele Padoan, che nella sede dell'associazione ha esposto le sue realizzazioni nell'ambito del modellismo d'arsenale, ottenendo un grande successo di pubblico, attenzione da parte dei media, soprattutto dalla stampa specializzata nel settore, sia nazionale che internazionale. In una settimana sono stati più di 1200 i visitatori che hanno potuto vedere da vicino la perfezione di questi scafi in miniatura. Sul Romeo Romei, sottomarino a cui la Marina Militare ha dato la possibilità di ormeggiare al vecchio porto all'isola dei Saloni, sono saliti oltre 2500 visitatori che sono stati poi accompagnati a visitare lo scafo dall'equipaggio, disponibile a descrivere la vita a bordo e a fornire nozioni tecniche e curiosità. Il convegno che si è tenuto a Palazzo Grassi in Riva Venacchio oggi ha avuto un relatore d'eccellenza, il comandante della flottiglia sommergibili, capitano di vascello Manuel Minuto. All'occasione era presente anche il produttore Pierpaolo Verga del film Comandante, che ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto alla realizzazione del film dell'inaugurazione dell'80ª Mostra Cinematografica di Venezia. Molte scene del film sono dedicate a dialoghi in veneto tra il comandante Todaro e il suo attendente di bordo Marcon, entrambi di Chioggia. Grazie all'evento il produttore ha potuto incontrare le figlie dell'attendente di Salvatore Todaro, Luciana e Mara, che del comandante fu amico e confidente. Il resoconto ha poi ricordato le altre importanti
importanti testimonianze al convegno legate a doppio filo con il Cappellini, il sommergibile di Todaro o con Todaro stesso. Ha ricordato la Santa Messa e gli importanti interventi che si sono susseguiti fino alla posa della corona d'alloro ai piedi della targa dedicata al comandante in piazza Todaro, dove per ricordarlo si sono trovati oltre 250 marinai provenienti da tutto il Triveneto. Ora si sta già pensando alla programmazione di 7 Mari 2024. Oktoberfest in Osteria. Osteria Veneta a Chioggia. Dal 13 al 17 settembre arriva la birra delle Sette Sorelle da Monaco di Baviera. Cucina tipica della festa della birra più grande del mondo, con gli stinchi, i pretzel, i canederli e i krauti con la salsiccia. Osteria Veneta, via Brondolo 21 Chioggia. Power by Lovenbrau Beer e Comunian Bevande. La Regione Veneto si prepara ad un significativo passo avanti nel campo della sanità, diventando la prima regione d'Italia a istituire una nuova figura professionale infermieristica di grande importanza e innovazione, l'IFOC, infermieri di famiglia o comunità. Questa iniziativa, che sarà formalizzata dalla Giunta regionale dopo l'approvazione della relativa delibera, mira a migliorare l'assistenza sanitaria fornendo un supporto essenziale nella gestione dei bisogni di assistenza legati alla cronicità e alla fragilità. Chi sono gli IFOC e quali sono i loro compiti? Gli infermieri di famiglia o comunità o IFOC saranno dedicati a persone che non rientrano nei servizi di assistenza domiciliare integrata o nelle strutture intermedie residenziali. Questa nuova figura professionale rappresenta una svolta nell'ambito dell'assistenza infermieristica, portando l'assistenza più vicina ai cittadini. Gli IFOC saranno particolarmente preziosi per affrontare situazioni complesse legate alla salute. Un modello professionale innovativo che propone la formazione accademica specifica per gli infermieri di famiglia o comunità, con circa un infermiere specializzato ogni 15 infermieri. Questi professionisti saranno formati attraverso un corso specializzato regionale, garantendo così un alto livello di competenza. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Ieri sera a Corte Salasco a Cavanella d'Adige si è tenuta una serata organizzata dalla Società di Ricerche Storiche Filistina, in cui si è discusso sul tema l'isola di Fosson a difesa di Chioggia, in cui il relatore è stato il presidente dell'associazione Riccardo Bonomo. Per l'amministrazione comunale era presente il presidente del Consiglio Beniamino Boscolo, il quale nel suo preambolo ha voluto dare risalto all'importanza dell'associazionismo per portare avanti i valori, la storia e le tradizioni di una comunità, un modo importante per fare cultura e per coinvolgere la popolazione nella storia della propria realtà. Ieri si è discusso dell'importanza dell'isola di Fosson, un territorio che si identificava tra le odierne Cavanella, Sant'Anna e Calino, ha raccontato Bonomo, descrivendo l'importanza di questo territorio, scoprendo inoltre una stele appartenente al forte di Cavanella e ritrovata a Corte Salasco. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro, già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Ciao Chioggia Azzurra, si riaccende come un fiume carsico il dibattito sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale, complice anche il clima elettorale del più grande impero della storia. L'incontro di ieri a porte chiuse presso il Senato degli Stati Uniti ha messo in una stanza i 22 più grandi imprenditori della Silicon Valley per stabilire regole di condotta e prospettive di una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche dai tempi della scoperta del fuoco. Il rischio è di poter plagiare la folla, una bestia pericolosa che gli imperatori romani sapevano di dover ammansire con reddito di cittadinanza, panem, et circensem, svaghi senza pensieri, social network e telefonino.
purtroppo le soluzioni ipotizzate da Asimov per le 3 leggi a guardia dei cervelli positronici dei robot non possono funzionare per la teoria del caos, ossia perché un sistema complesso assume talmente tante variabili che è impossibile prevederle tutte e incanalarlo nei binari desiderati, un po' come se volessimo controllare il clima meteo o fare previsioni a distanza di mesi o di anni. Nelle stesse ore la NASA annunciava un programma di ricerca delle intelligenze extraterrestri, gli UFO, proprio mediante AI. Intanto prepariamoci alla settimana della tecnologia a Torino, dal 27 al 29 settembre, con esperti da tutto il mondo come quello di robotica, Osaki Hiroshi Ishiguro, come Roberto Cingolani e Adi De Leonardo, e collegamenti video con Sam Altman, CEO di OpenAI. Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, farà gli onori di casa e non poteva mancare un filosofo come Maurizio Ferraris. E alla fine il botto con la sessione intitolata The Age of Artificial Intelligence, con gli interventi tra gli altri di Richard Bruel Gabrielson, cofondatore del laboratorio di ricerca sull'AI al MIT di Boston. E vorrei chiudere con una delle più celebri frasi di Asimov: qualsiasi innovazione tecnologica può essere pericolosa. Il fuoco lo è stato sin da principio, il linguaggio ancor di più, e lo sono ancora ai nostri giorni, ma nessun uomo potrebbe dirsi tale senza il fuoco e senza la parola, perché se la conoscenza può creare problemi, non è con l'ignoranza che li risolvi. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 16 settembre, è la San Michele in via Padre Emilio Venturini a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it per rimanere sempre informati. Ciao a tutti! Quest'anno alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, oltre a tutto il necessario per la scuola, grembiuli, zaini, corredi scolastici e quant'altro vi possa servire, teniamo anche i testi scolastici per qualsiasi ordine di scuola primaria, scuola media, scuola superiore, logicamente su prenotazione, per cui vi aspettiamo.